Allora, quello che posso fare io è, intanto una definizione. Fausto Petrella, in un libro molto recente che si chiama L'ascolto e l'ostacolo, in cui raccoglie tutti i suoi scritti intorno alla musica, che sono parecchi, dà questa definizione di improvvisazione. Non significa pressapochismo, ma spontaneità radicata in una impostazione tecnica e teorica, autenticità, immediatezza, dove anche l'idea improvvisa è il frutto di un calcolo preconscio, sul quale si può certo ragionare, ma solo dopo. È una definizione da ripensare, piuttosto complessa. L'improvviso è un evento e un sentimento contemporaneamente, certamente da collegare, come ha fatto Totò, alle libere associazioni, ma anche a sentimenti improvvisi. Noi all'improvviso a paura, non sappiamo bene di che cosa si tratta. Mi è venuto in mente adesso, come prima mi era venuto in mente quella storiella sulle linguistiche, e come in molti moti di spirito succede, no? Che il gioco consiste in una specie di sorpresa, e naturalmente anche nelle composizioni musicali succede questo. A noi succede nelle interpretazioni psicoanalitiche. Le interpretazioni sono qualcosa che ci è venuto in mente, certamente sulla base di regole che ci sono state insegnate, che abbiamo introiettato e fatto nostre, e non le pensiamo neanche più come regole, perché altrimenti, voglio dire, se il paziente ci dice: dottore, lei parla come un libro stampato, non ci sta facendo un complimento, anzi tutto il contrario. Se il paziente ha la sensazione che ciò che l'analista psicoterapeuta gli ha detto è proprio personalmente per lui, per quel paziente, questo va già molto meglio. Per dare un esempio di lavoro sull'idea dell'improvvisazione, anche proprio del sentimento improvviso, un esempio ce l'ha dato Beppi De Marzi con questa luce, con la rosa che fiorisce la valle. Anche quello è qualche cosa che avviene, sappiamo che avviene, perché avviene regolarmente. Vi do un esempio, tanto per cominciare. Cosa vi dicono questi nomi? Taldegardo, Francesco di Sales, Saverio, Pietro, vi dicono qualche cosa? Sono i nomi di Giacomo Leopardi. Non occorre sapere quei nomi per sapere chi è Giacomo Leopardi. Allora qua dentro c'ho una cosa che si può estrarre, è l'infinito. Immagino che molti lo sappiano a memoria. Leopardi ne ha scritto la stesura definitiva, c'è l'autografo, quando aveva 21 anni, però aveva già scritto degli appunti precedenti, quindi molto molto giovane. Volete che ve la legga? Se poi la sapete a memoria? Meglio ripassare? Ripetere giova. Allora, perché finora si è parlato di arte, ma di poesia non si è parlato, perché la poesia fa parte della musica, è prosa e musica. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, che non permette di vedere lontano. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella
e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio e questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suono di lei. Così tra queste immensità s'annega il pensier mio e il naufragarne dolce in questo mare. Direi che già musicalmente se la cavava a grande maestro, ma anche la struttura. Beh, sono endecasillabi, sono 15 endecasillabi, quasi tutti non conclusi alla fine, ma si chiama enjambement, ma salendo e mirando interminati, spazi di là da quelle sovrumani, silenzi profondissimi, se la leggo così non viene, se la leggo insieme non sono più endecasillabi, anche questo è magistrale. Comincia con il colle, se qualcuno è stato alle Canati ha visto è piccolo, e finisce con il mare, quindi si va dall'alto verso il basso. C'è un impedimento a vedere la siepe, ma proprio perché non può vedere lontano, può guardarsi dentro. Non lo dice, ma è evidente che è così, molto psicoanalitico. È fantastica. Nel pensiero mi fingo, profondissima quiete, però è già poca paura di quello che gli viene in mente. C'è molto suono, c'è il vento, e poi c'è anche un pensiero tra il malinconico e l'autoterapeutico, no? Si annega il pensiero mio, però è un naufragio dolce. E poi c'è anche una parte che è, potremmo dire, inconscio. Attenzione, questa siepe, dunque l'infinito è stato composto esattamente 200 anni fa, è il compleanno dell'infinito quest'anno. I letterati ne hanno parlato per 200 anni perché è stata una composizione importantissima fin dall'inizio. C'è una cosa che soltanto uno psicoanalista dedico agli anagrammi poteva segnalare. Giampaolo Sasso, che è un collega della Società Psicoanalitica, ha segnalato anni fa che se noi prendiamo questa siepe, proprio la parola, come fosse una parola sola, questa siepe, togliamo la Q oppure anche la Q iniziale e la P finale, cioè la sillaba iniziale e la sillaba finale, pensateci bene, cosa resta? Stasi oppure estasi. Oh, ragazzi, è il motore lirico di tutta la composizione, quello che Andrea Zanzotto chiamava poetica lampo, molti anni dopo l'infinito. E con ogni probabilità, Giacomo Leopardi, Taldegardo, eccetera, eccetera, non era consapevole, non credo che fosse consapevole di questo, però ha scelto questa siepe, quindi ha fatto una scelta del tutto spontanea, l'ha improvvisato, facendo una scelta secondo me straordinaria. Questo è una delle composizioni poetiche in italiano più famose. Improvvisazioni poetiche, c'è un autore, poi soprattutto un pittore, Totti Scialoi, che anche lui ha fatto delle improvvisazioni completamente diverse. Vi cito perché questa è seriosissima, e però c'è anche il gioco, e in fondo il gioco, l'abbiamo detto tante volte anche qui, il gioco con la musica è talmente unito che in tante lingue suonare e giocare si dice con lo stesso verbo.
Scialoia ha fatto dei giochini a modo solo dei nonsense, ve ne leggo solo 3 e dopo chiudo. Primo giochino: il sogno segreto dei corvi di Orvieto è mettere a morte i corvi di Orte. Si potrebbe, se lo capissero, anche far segnalare in Parlamento. Secondo giochino: pipistrello, ti par bello far pipì dentro l'ombrello? Tutti capiscono il gioco, l'immagine dell'ala del pipistrello, l'ombrello, però c'è anche il gioco fonetico. E del tutto fonetico, si era parlato dell'Africa prima, tra i cani del Kenya va molto di moda portare la coda in fondo alla schiena. Grazie.